Quarta corsa, femmine europee di 4 anni, le vincitrici di 21.000 euro in carriera sono in 10 al via. 1 Amelie Pan, Salvatore Valentino, 2 Adelasia, Vincenzo Mango, 3 Azzurra Gad, Emanuele Migliori, 4 Amber Trio, Marco Stefani, 5 Aloha Bay, Luca Lovera, 6 Rilana, Rudolf Haller. Seconda fila 7 Amarena Jet, Vincenzo Piscoglio, 8 Azzurra Pisana, Roberto Andraghetti, 9 Ancora MP, Roberto Vecchione, 10 Anastasia Tav, Andrea Farolfi. Vediamo problemi come d'altronde ha avuto in sgambatura Amber Trio di galoppo che è virtualmente fuori corsa. Molto veloce dall'esterno Rilana con Rudolf Haller, prende il comando davanti a Aloha Bay che si sistema a seconda su Adelasia, poi Amelie Pan, mentre la prima all'esterno è Anastasia Tav. Amber Trio squalificato. Quindi in vantaggio la tedesca Rilana con Rudolf Haller, una figlia di Love You dal modello davvero imponente. 14,6 i primi 200 metri, Aloha Bay seconda davanti Adelasia, Amelie Pan, poi Amarena Jet, mentre all'esterno è Anastasia Tav che trova l'anticipo di Salvatore Valentino con Amelie Pan che sposta al largo dopo 400 metri. 32, siamo sulla seconda curva, sempre in vantaggio l'allieva di Rudolf Haller pedinata da Aloha Bay, Adelasia e ora da Amarena Jet lungo la corda, mentre il treno esterno è capeggiato da Amelie Pan. Intanto abbiamo visto l'errore di Azzurra Pisana. Numero 8 Azzurra Pisana squalificato. Anastasia Tav si mantiene in schiena a Amelie Pan, poi anche Amarena Jet prende la corsia esterna, poi ancora MP, mentre lungo la corda in coda è Azzurra Gad. Il giro è andato via in 1 minuto e 8 decimi. Amelie Pan avvicina Rilana, mentre Aloha Bay tenta un po' a tenere il ritmo a Anastasia Tav lì dietro all'allieva di Salvatore Valentino che ora può prendere un po' di respiro lungo la corda. Intanto il chilometro è andato via in 1,15,3, sempre Rilana davanti a Amelie Pan, poi Anastasia Tav. Siamo sulla retta di là, passata ancora in 14,6, fa sul serio Rudolf Haller con la figlia di Love You. Amelie Pan in seconda posizione davanti a Anastasia Tav, poi avanza anche Amarena Jet, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ancora l'errore di Amelie Pan, rimane in netto vantaggio Rilana che deve solo far trascorrere i metri mentre si accende la lotta per il secondo posto tra Anastasia Tav e Amarena Jet. Alla fine Rilana vince bene, Anastasia Tav deve difendersi da Amarena Jet che gli arriva proprio al fianco, mentre per il quarto distanza Azzurra Gad. La vittoria di Rilana, Rudolf Haller, guidatore e allenatore di questa bella figlia di Love You che viene a vincere, a replicare la buona prestazione di Trieste con un percorso di testa, partita molto svelta col numero 6, la rivediamo, molto elegante Rilana che viene a vincere, mentre vediamo la lotta per il secondo posto perché Amarena Jet ha apparecchiato completamente Anastasia Tav. Forse la battuta, però aspettiamo il giudizio del giudice d'arrivo.